Non molti giorni fa sono stati riconosciuti i locali storici della Regione Veneto, locali che sono sul territorio da almeno 40 anni. Sono stati 3 quelli premiati nel territorio clodiense. Ieri i titolari dei locali riconosciuti come locali storici hanno incontrato il sindaco Armelao e l'assessore al commercio Riccardo Griguolo. Il sindaco riconosce in essi, nei negozi di prossimità, un'importanza fondamentale per il tessuto sociale della città, punto di approvvigionamento, di riferimento ed ascolto, soprattutto per gli anziani e le persone che hanno difficoltà motorie. Troviamo leggermente riduttiva tale definizione. Si tratta di imprese che devono continuare a rinnovarsi a seconda di quelli che sono i cambiamenti della società, delle mode, delle esigenze, delle richieste, in una società che sta cambiando radicalmente le sue abitudini all'acquisto, ma anche alla scelta, con orpelli sempre più incisivi e spese gestionali sempre più pesanti. Siamo invece d'accordo sul fatto che ricoprano anche un ruolo importante. Le vetrine illuminate e i negozi aperti tengono in vita e in movimento zone che altrimenti rischierebbero di cadere nel degrado. Chi è in possesso dei requisiti può fare domanda per ottenere il riconoscimento di locale storico veneto direttamente alla Regione, dal 1 al 30 aprile. Sono molte le attività a Chioggia che potrebbero ottenere tale riconoscimento e dall'assessore Griguolo viene diramato l'invito a segnalarsi. Le attività storiche che quest'anno hanno ottenuto il riconoscimento sono il Bazar Sandro e Antonella in Rivavena, attività che è stata fondata nel 1978, punto di riferimento in centro storico, la Forneria Murazzi, fondata nel 1972, prima solo panetteria, ora anche bar, e infine la Macelleria di Alessandro Daré. La prima fu fondata 78 anni fa a Cavanella dal padre del titolare Alessandro, dopo il ritorno dal campo di concentramento. Ora non solo macelleria ma anche raffinata gastronomia. Tutti loro hanno dovuto adeguarsi alle nuove esigenze per assecondare sempre la clientela e rimanere sulla breccia. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.